Pace a tutti, benvenuti questa mattina, buongiorno. Voglio subito iniziare leggendo un passo della parola che si trova in Giosuè 1 e dice: dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano, che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questa mattina il Signore ci vuole dire: se sei timoroso, se sei affranto, sii forte e coraggioso, perché Lui è con te, non ti abbandonerà mai, ti seguirà, e ogni posto dove metterai il tuo piede il Signore lo benedirà e te lo darà nelle mani. Allora vogliamo innalzarlo e benedirlo con tutto il nostro cuore, perché Lui è degno della nostra lode. Amen. Si compia come il cielo sulla terra, il tuo pane dona oggi a me. Padre nostro in cielo, il tuo nome è santo, il tuo regno venga su di me. La tua volontà si compia come il cielo sulla terra, il tuo pane dona oggi
pesi ci ha dato libertà. Un giorno lui ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Portando i nostri pesi ci ha dato libertà. Un giorno lui ha vinto, sì ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Molte notti noi preghiamo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può
può fermare. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. Questo è il tempo in cui sperare non è facile e la gioia che c'è in noi nel vento vola via ed ora sono qui. Il cuore è così fragile, cerco in Dio la forza che io non ho avuto mai. Vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. La risposta arriverà prima o poi e il suo amore ti conquisterà. Ma se il dolore è dentro te e non ti accorgi che Dio c'è, gridando a Lui con tutto il cuore, miracoli vedrai miracoli se crederai, la fede non si può fermare. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai, si potrai se crederai, potrai se crederai, potrai se Grazie per la croce, oh Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio. Che grande amore, grazia mi donò. Inchiodaron le sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò. Adesso so che Gesù mi perdonò.
soffrì per me, il suo sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi perdonò. Degno è l'agnello, siede sul suo trono, di gloria una corona, regna in vittoria, innanzi a Gesù, il figlio di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, 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 siede sul suo trono, di gloria una corona, regna in vittoria, innanzi a Gesù, il figlio di Dio, colui che crocifisso fu. Degno è l'agnello, degno è l'agnello, degno è l'agnello, degno è Amen, fratelli, degno è l'agnello. Sedetevi pure, buona giornata a tutti. Abbiamo sentito delle canzoni, no? E mi sono scritto 2 righe dell'ultima canzone, se non sbaglio, che è stata cantata, che ve li ripeto perché in questo momento stavo facendo quello che la canzone dice, vi stavo guardando, no? Mentre cantavano, guardavo ognuno di voi, e nella canzone c'è scritto: quanti miracoli tra di noi, se credi puoi condividerli. E stavo guardando i miracoli del Signore, perché ognuno di voi è un miracolo che il Signore ha fatto, gloria a Dio. Amen. Non è solo un miracolo quello che possiamo avere come guarigione fisica o quando il Signore risponde alle nostre preghiere, ma il miracolo più grande che il Signore ha fatto è che i nostri cuori si sono convertiti. E quindi dicevo: Signore, nel mio piccolo sono un miracolo, gloria a Dio. Guardavo voi gioioso dicendo: quanti miracoli ci sono questa mattina tra di noi. E la cosa bella è quella frase che dice: li puoi condividere. Chi magari non è ancora un figlio di Dio, ma magari ci sentirà e questa mattina, magari sentendo la parola del Signore, potrà dare il cuore del Signore, potrà partecipare alla mensa del Signore, essere anche lui parte della famiglia del Signore e condividere questi miracoli.
perché noi ci stiamo condividendo tutti assieme, no? Nel vivere assieme, questo è bellissimo. Se qualcuno poi ha qualche testimonianza da fare, 1 o 2 testimonianze, sarebbe bello poterle dire, ma prima di questo vorrei che Deborah ci condividesse un video, se non sbaglio, no? Pace a tutti. Allora, a giugno, il mese scorso, abbiamo finito la scuola domenicale di quest'anno, l'abbiamo conclusa, però a settembre ripartiremo, ma comunque ho preparato un piccolo filmatino su quello che abbiamo fatto un pochino e poi un'altra cosa, ma intanto se puoi mandare il filmatino. Amen. E poi volevo chiamare davanti un attimo le mie maestre che in questo percorso hanno lavorato tantissimo per i bambini, su questo terribile. Se ce la fate. Ho visto delle cose mancano Melissa e Carmela che non ci sono. E salutiamo. Ecco, è stato bellissimo lavorare con i bambini quest'anno. Io voglio ringraziare il Signore per i bambini, io ho la classe dei grandi, però ringrazio il Signore perché sono veramente partecipi, anche troppo, e curiosi, a volte faccio delle domande di stupisco perché conoscono magari le lezioni che devo fare, qualcuno sa, e quindi ringrazio il Signore perché non è scontato avere dei bambini così attivi e felici di venire alla scuola domenicale, e ringrazio il Signore per come sta sicuramente parlando ai loro cuori. Sento tante testimonianze che loro dicono: la lezione scorsa ho imparato il perdono e a scuola un bambino mi ha tirato un calcio e io gli ho detto ti perdono, cioè cose nel senso per noi magari no, non scontate, anzi quando si cresce è ancora più difficile. E quindi ringrazio il Signore perché quello che ascoltano rimane dentro di loro e poi lo mettono in pratica nella quotidianità. Pace a tutti. Allora, io sono molto emozionata perché dopo aver visto anche il video ho proprio realizzato quello che è stato questa esperienza per me nuova, anche se insegno da anni, però lavorare e servire il Signore è un'altra cosa. E devo dire che tantissime volte i bambini mi hanno lasciato senza parole. Ho proprio visto la mano del Signore e il loro cuore parlava attraverso di Lui. Quindi li ringrazio perché mi hanno donato tantissimo, mi hanno veramente fatto capire che è bello servire il Signore e mettere un piccolo semino in loro per il futuro, che possano amare e confermare e seguire Gesù. Volete, se no, okay. Volete dire qualcosa, no? Ok, perfetto. Sì, allora, lavorare con i bambini è veramente sempre bellissimo, è un'emozione grande e benché insegniamo noi a loro impariamo veramente tantissimo e è stato bello quest'anno veramente lavorare con loro. Speriamo che da settembre ne avremo ancora la possibilità, magari si aggiungeranno altri bambini, vi preghiamo sempre di pregare
affinché la classe cresca, i bambini vengano veramente benedetti e possano crescere nelle vie del Signore. Quest'anno abbiamo avuto anche l'opportunità di avere Rosalina, che è una bambina dall'Ucraina, che adesso è tornata a casa, però è stato veramente bellissimo averla con noi e non penso che ci possa vedere, però la salutiamo, è stato bellissimo. E tra l'altro la maestra Arianna anche ha fatto una lezione proprio spiegando un pochino cosa sta succedendo, parlando della guerra e pregando con i bambini per questa situazione, che tra l'altro forse avete visto anche nel filmato, hanno scritto varie frasi e cose, giusto Ari, frasi per praticamente da raccogliere, esatto. E quindi ecco, è stato proprio bello. E poi abbiamo fatto, per concludere l'anno, praticamente abbiamo fatto una piccola uscita, una piccola gita, e ho preparato un filmatino anche su quello. Concludiamo con quello, non so se volete stare qua o sedere. Ok, prego. Concludiamo con l'altro filmatino. Spero di aver invogliato un pochino le mamme e i papà a iscrivere i bambini alla scuola domenicale l'anno prossimo, quindi vi aspettiamo. Grazie. Ora, sapete, a volte credo, spero di non dire una stupidaggine, si pensa che la sapienza deve essere solo di noi adulti, no? Quindi dobbiamo stare sulla parola, imparare, predicare, crescere, questo è molto importante. E magari a volte ci si dimentica invece dei bambini, sottovalutando invece che i bambini devono crescere bene. Pensate che i primi 6 anni sono gli anni in cui il bambino assorbe qualsivoglia cosa, no? E la parola di Dio ci dice che se diamo il giusto messaggio, no, al seme, cioè gli inculchiamo la giusta verità, poi quando sarà grande non se ne dipartisce. E questo credo che sia molto importante perché noi non sappiamo quando torna il Signore, però una cosa è certa, che la Chiesa c'è, ci sarà per un tempo, e le chiese forti domani saranno forti se i bambini di oggi saranno forti nel Signore. Amen, fratelli, perché se crescono già da subito, allora nel momento di fare delle scelte di vita sapranno cosa fare. Ieri parlavo con una sorella, mi chiedeva, io ho fatto per tanti anni arti marziali, mi chiedeva: ma insegneresti a tuo figlio arti marziali se avessi? No. Perché so che quella bugia che dicono che le arti marziali ti tengono tanto tranquillo, che sei tutto pensatore, rifletti, non è assolutamente così. Perché a volte ti poni di voler fare fighting, di combattere, no? Di volerti misurare, e se uno te ne dà una gliene vorresti tornare 2 o 3, gliele torni e poi ti giustifichi perché. E allora credo che se avessi un figlio dovrei veramente pregare perché il Signore
lo faccia crescere nelle sue vie, perché nelle famiglie gli si possa dare il giusto esempio, perché allora avremo veramente dei servitori. Amen, fratelli. Qualcuno ha desiderio di fare una testimonianza? Antonello, le date un microfono gentilmente così? Gloria a Dio per le testimonianze. Io stamattina ringrazio il Signore perché siamo qui, siamo tornati dopo una settimana di ferie. E la frase che hai poc'anzi ha colpito pure me. La stessa frase? Sì, la stessa frase. E ho detto, non posso non alzarmi. Io tendo un po' a essere un po' riservata, cioè, però è giusto. Amen. È giusto, come avevo scritto nel messaggio della chat, ringrazio il Signore quest'anno per questa settimana di vacanza che non è stata scontata, indipendentemente dal fatto che materialmente siamo stati al mare, a noi il mare piace, abbiamo visto dei bei posti, quindi, ma dietro proprio questa settimana di ferie c'è stato un significato particolare, un regalo proprio per noi come famiglia, un dono che Dio ci ha fatto, perché erano diversi anni che non riuscivamo ad andare in vacanza e soprattutto insieme proprio come famiglia. E quella frase che quando dice che ognuno di noi siamo un piccolo miracolo e lo puoi condividere, io a maggior ragione per quello che abbiamo vissuto noi come famiglia sento il dovere di condividerlo per dare gloria a Dio e ringraziare Dio, perché queste 4 persone, e lo dico con un cuore sincero, senza alcuna presunzione, proprio con umiltà, noi siamo un miracolo. Questa famiglia Amen. qui presente Amen. stamattina è un miracolo, perché fatalità in questa settimana noi abbiamo anche festeggiato 14 anni di matrimonio. Alleluia, Però Signore. se penso a quello che è stato fino a 6 mesi fa, credetemi, era impossibile umanamente che noi oggi fossimo qui, che io e Vincenzo fossimo insieme, che ci amassimo, perché ci sono state delle difficoltà grandi, delle fragilità grandi e il nostro matrimonio era veramente alla deriva. Le nostre vite singolarmente, per alcune fragilità di Vincenzo, che poi forse un domani, se sentirà, ve lo dirà, quella è un'altra testimonianza. Però io sento di fare questa testimonianza, proprio di dire che la nostra famiglia da qualche mese appunto a questa parte, grazie a Dio, si sta piano piano ricompattando, ricostruendo. Quindi quando veramente tu dici è Dio che trasforma le vite, se si lasciano trasformare, se si aprono, se si abbandonano nelle sue mani. Faccio una piccola premessa, scusami se prendo tempo. Vai tranquilla. Essendo io, diciamo, nata in una famiglia cristiana e da tanti anni nella fede, e Vincenzo, colui che invece è sempre un po' resistito, e questo è stato proprio un insegnamento per me, pensavo sempre che, tra virgolette, è lui che deve fare il passo, che proprio deve aprire il suo cuore, che deve arrendersi. E invece in questi mesi, da quando anche frequento la comunità, frequento voi, io devo trasformare il mio cuore e la mia mente. Amen. In tutti Amen. questi anni che ho frequentato, che ho conosciuto Dio, e grazie a Dio per gli insegnamenti che ho avuto, però magari in me involontariamente c'era la presunzione di dire io sono salvata, io vengo in chiesa, io ho preso un impegno, porto i bambini alla scuola domenicale, è lui che deve fare un passo. Invece proprio mi sto rendendo conto che io devo fare, ho cominciato a fare proprio qualcosa di un cuore più aperto, più fiducioso, proprio a 360 gradi, e lui farà il resto, lui già sta facendo il Amen. resto. Amen. Amen. Grazie.
Qualcun altro vuole testimoniare? Eccolo lì. Pace a tutti, grazie, ho fatto un anno che sto in questa chiesa, grazie per le meravigliose persone che siete, mi sento a casa, mi sento accolto come una famiglia, anche se vengo da una regione molto lontano, vabbè si sente l'accento, vengo di Napoli, grazie come mi avete accolto da settembre, grazie per i 1000 consigli. E sto qua per dire che quando avevo un problema mi disperavo, mi sentivo male, non ce la facevo, perché secondo me noi sbagliamo a non mettere tutto nelle mani di Dio, perché vogliamo fare noi, ma quello che facciamo noi è tutto sbagliato. Non dobbiamo pensare noi, ma lo dobbiamo lasciare stare a quello che il Signore decide per noi. L'ho constatato sulla mia pelle. Io volevo cambiare, volevo fare, volevo dire, ma non è così. E Lui deciderà per noi tutti. Volevo cambiare casa, volevo fare di tutto ma invece ho ottenuto pure l'opportunità di fare il cambio casa, ma non ce l'ho fatta alla fine. Ho pregato perché facevo un passo più grande della mia gamba. Io cercavo una cosa diversa da cambiare, di stare meglio, ma invece questo dopo non mi permetteva di fare altre cose. E quindi ho pregato e alla fine Gesù mi ha fatto stare dove sto, nella casa dove sto, anche se non è un granché. Però se io facevo quel passo, se io decidevo io sbagliavo. Grazie che ho fatto questa esperienza con il Signore. Grazie Marco, Mirella, grazie per Cristian, Serena, Rachele che mi hanno dato tanto coraggio, a vicepastore Emanuele, perché veramente ogni consiglio grazie a Dio che ci sono state queste persone vicino a me ad ascoltare i loro consigli. Non ho mai fatto io, da oggi in poi io non deciderò più nulla, ma metterò tutti nelle mani del Signore. Grazie. Amen. E pace a tutti. Amen. Amen. Grazie per questa tua testimonianza, perché la cosa bella è che quando un cuore entra in una chiesa nuova, no? E poi ha il coraggio di dire qualcosa, perché a volte abbiamo le nostre timidezze, vuol dire che si sente a casa, e noi siamo contenti perché tu ti senti a casa. Amen. Niente, adesso in dovere ringraziare il Signore, perché tanti lo sanno, qualcuno no, e ho fatto un brutto incidente giovedì sera. Io da tanto che non faccio incidenti, 10 anni, e in breve, per chi non lo sa, mi è partita la macchina in autostrada, ho fatto aquaplaning e ringraziando il Signore sono riuscito a tenerla, e ringraziando il Signore non sono scoppiati gli airbag, ringraziando il Signore non ho fatto testa a coda, quindi l'auto è andata a destra, poi ho preso il guardrail un paio di volte, poi destra e sinistra, ero in centro che ballava, e poi sono riuscito a riprenderla. Corsia d'emergenza, piazzola di sosta, si sono fermati un paio di persone subito, ringraziando il Signore non ho toccato nessuno, e avevo appena superato delle moto, se toccavo, e ringrazio il Signore che davvero ogni cosa è andata per il meglio, e la macchina, vabbè, c'è da valutare se è da cambiare o no, ma quello è il meno, perché insomma la macchina valeva anche poco ormai per i chilometri che ha, e devo assolutamente ringraziare il Signore perché Lui ha permesso che non sia successo oltre, insomma. E ringrazio il Signore appena, giusto per raccontarvi, appena mi sono fermato, è sceso sto signore qua da un furgone, poi è sceso un militare, sono venuti lì, ok, e gli faccio sì, sei tranquillo? Gli ho detto sì, ok. Hanno guardato la macchina, si sono guardati. Beh, intanto siamo qua che stiamo parlando, mi fa, quindi è una buona cosa. E gli ho detto certo, sì, perché voleva dire che sei andato, steso. E poi bravo che l'hai tenuta,
E, ecco, ringrazio il Signore che le cose sono andate bene. Poi io mi aggancio, quest'anno ho detto, se mai si faranno le testimonianze, quest'anno testimonio, anche perché ho una serie di ricorrenze quest'anno. Sono 10 anni, il 27 luglio sono 10 anni che sono laureato e ringrazio il Signore. Amen. Sono 15 anni che sono battezzato e sono 20 anni che il Signore mi ha salvato quest'anno. Amen. Quindi voglio ringraziare il Signore per questo. Merito suo, io ho fatto poco. E amen, il Signore vi benedica. Non so se Ricchi voleva dire qualcosa anche lui. Passo a Riccardo. Passa Riccardo che il miracolato ultimo in settimanale. A tutti, io ringrazio anch'io il Signore perché sono caduto dal quad e poteva andare veramente molto peggio, potevo finirci sotto al quad o magari sbattere la testa o chissà cos'altro, invece mi sono fatto una piccola frattura al gomito e il Signore mi ha protetto anche in questo, quindi lo devo assolutamente ringraziare. Amen, grazie Signore. Dov'è il nostro Mariano? Dov'è il nostro Mariano? Il nostro predicatore? Noi siamo convinti che il culto non lo conducono gli uomini, siamo convinti che lo conduce il Signore, siamo convinti che Mariano... Vieni Mariano. Non si mette a predicare perché si alza la mattina perché non sa cosa fare, ma perché si sarà messo in preghiera col Signore. E quindi ascoltiamo il messaggio e la parola che il Signore ci dà perché possa fare bene al nostro cuore e che il Signore ti benedica per quello che ci porterai. Con gioia che sono qui, non vi nascondo che sono sempre un po' intrepidante, attesa. Vorrei avere la memoria di Christopher, che ha scandito esattamente i tempi, gli anni, eccetera. Io invece sono come quello che è andato dal dottore e gli ha detto: dottore, io ho problemi di memoria, la sapete questa? E il dottore gli dice: ma cosa c'ha? Non mi ricordo niente, non mi ricordo quello che faccio, non mi ricordo dove vado. E il dottore lo guarda e dice: ma da quant'è che soffre di questa malattia? E l'altro lo guarda e gli risponde: quale malattia, dottore? Ecco, io sono come questa persona che si dimentica un po' le cose, ho bisogno di avere un qualcosa di scritto. Se qualcuno non me l'ha capita, dopo ve la spiego comunque, perché ho visto che non eravate molto convinti. Ho notato una cosa finché cantavamo Dio per noi combatte, che allora ci siamo noi fratelli, chiamiamoli nordici, veneti, e quando battiamo le mani, se va bene, facciamo così. I fratelli che vengono dal Sud America, dall'Africa, da altre nazioni, quando battono le mani li vedi che fanno le ginnastiche, li vedi contenti, quando non fanno così. Allora, quando siamo in chiesa, fratelli, sorelle, diamoci un po' una carica perché siamo qui per lodare il Signore. Sapete, il passo che vi leggerò, adesso vado a leggerlo subito perché una volta ho predicato senza leggervi il passo, quindi vedete voi, non vorrei partire prima della predicazione dimenticando qualcosa. Quello che vorrei leggervi oggi è il Salmo 34. Ho chiesto se è possibile metterlo addirittura dietro. Ha un saluto particolare al nostro pastore. Sicuramente sarà lì che ci guarda. È meglio che lo vediamo qua la prossima volta, quindi ricordiamoci di pregare per lui. Sta passando un periodo un po' particolare fisicamente, lo sappiamo tutti, preghiamo per lui che domenica prossima sia qua. Lo volete? Amen. Lo vogliamo anche noi. Saluto Gianni, il Signore ti benedica. Salmo di Davide, quando si finse pazzo davanti ad Abimelech e scacciato da lui se ne andò. Io benedirò il Signore in ogni tempo e la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili ludranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati e nei loro volti non c'è delusione. Quest'afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate
e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temano. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Venite, figlioli, ascoltatemi. Io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fa il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e il Signore li ascolta. Li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutti. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche una. La malvagità farà perire il malvagio, quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta i suoi servi, nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole. Amen. Abbiamo già pregato per questo, ma che il Signore possa ungere la sua parola, perché noi siamo qui per ascoltare quello che il Signore ci dice attraverso la sua parola. Non siete qui per ascoltare me, perché sicuramente ci sono molte più persone in grado di trasmettere un messaggio, ma intanto abbiamo letto già quello che il Signore ci voleva dire. Anche se io mi fermassi qui, oggi abbiamo già delle considerazioni da fare sul Salmo numero 34. Quando è che viene scritto questo Salmo? Mi sono fatto degli appunti, mi piacerebbe anche non perderli, perché ogni tanto quando sono qua tralascio e li salto, però quello che il Signore vorrà darci noi lo prendiamo. Quando viene scritto questo Salmo? Quando, abbiamo letto all'inizio, Davide si finge insensato davanti ad Achis, che era un re della Filistia, un re filisteo. La Filistia è una zona molto vicina ad Israele, al confine con il Mar Mediterraneo, dove c'è adesso praticamente il Libano, parte di Israele, insomma, eccetera. E Davide sta vivendo una situazione molto particolare. Davide è già stato unto come re di Israele, se vi ricordate tutti da Samuele. Samuele chiama tutti i suoi fratelli nella sua famiglia e gli dice: io devo ungere qualcuno in questa casa. E gli presentano dal più grande al più piccolo tutti i fratelli. Manca Davide. E Samuele dice: ma c'è ancora qualcuno che devo vedere? Sì, c'è il più piccolo di tutti che è a pascolare le pecore. Già lì Davide aveva l'atteggiamento di pastore, perché stava già pascolando delle pecore. Chiamano Davide, Davide viene unto, ma nel frattempo c'è re Saul, che inizialmente parte, come diremmo oggi noi, bene, ma a un certo punto comincia a cadere, fra virgolette, in disgrazia, fare di testa sua e andare avanti con i suoi programmi. Naturalmente, quando Saul sente che Davide sta per prendere il suo posto, fa di tutto per farlo fuori. E Davide è costretto a scappare. Davide potrebbe difendersi, ma non lo fa. Potrebbe uccidere Saul, ma non lo fa. Lui aspetta praticamente i tempi del Signore. Aspetta che il Signore lo chiami ufficialmente, aspetta che sia il suo momento, ma nel frattempo è costretto a scappare. Quindi praticamente si rifugia a Gat. Vi faccio una piccola cronistoria, tanto per farvi inquadrare la cosa. E va nella spelonca di Adullam, l'avrete sentito, no? È una grotta dove c'era posto per 1000-1500 persone, sempre in mezzo a terreni molto, come dire, desertici, ma anche là, dopo poco, da là è costretto a scappare.
Nel frattempo gli si sono aggiunte 400 persone e lui si nasconde in questa grotta insieme ad altre persone, a 400 persone, mentre Saulo sta uccidendo. Dopo va a Mispa di Moab, quindi passa dall'altra parte del Mar Morto per mettere in sicurezza i suoi genitori, la sua famiglia. Quando è lì, a un certo punto cambia di nuovo e da qui va nella foresta di Keret a nascondersi. Saulo naturalmente lo sta cercando con un esercito, un gruppo di 3.000 persone, ma Davide non si fa trovare. Va nella foresta di Keret, che è nella regione di Giuda, e qui sente che gli abitanti di Keila hanno bisogno di un aiuto contro i Filistei, libera Keila, respinge i Filistei e si stabilisce a Keila. Lui pensa di stare a Keila, ma in realtà dopo un poco qualcuno gli dice: stai attento che se resti ancora qui gli abitanti ti daranno in mano di Saul. Tu gli hai fatto del bene a loro, ma loro ti condanneranno a morte, quindi prendi armi e bagagli e parti di nuovo. Da lì parte e va nel deserto di Zib. Quindi questo Davide è continuamente in movimento. Va nel deserto di Zib, sente nel frattempo che Saul ha ucciso tutta una famiglia di sacerdoti e chiaramente il sentimento che comincia a provare, oltre a quello di essere in fuga, è quello di un uomo pieno di paura, pieno di timore, un uomo che non trova un posto dove andare, un uomo che è braccato da tutti. Oggi potremmo definirlo un perseguitato politico, un profugo, ma sicuramente ha vissuto delle situazioni che era sempre e continuamente in movimento, non era mai nel suo posto, non possiamo neanche immaginarci dove potesse dormire, cosa potesse mangiare. Sicuramente avrà avuto sì e no i suoi vestiti addosso e da lì continuava a spostarsi da un posto all'altro. Quando andò nel deserto di Ziv, anche lì gli abitanti, se voi andate a leggere, gli abitanti di Ziv, gli Ziviti, chiamarono Saul e dissero: guarda che Davide è qui, vieni a prendertelo. Quindi un uomo perseguitato, un uomo che si era comportato rettamente, un uomo che era stato giusto, si vede pagato praticamente in contraccambio con una moneta che non è quella che lui si sarebbe aspettato, perché in pratica è perseguitato. Quando fugge dal deserto di Zib, e vi posso garantire che questi non sono stati gli ultimi posti perché ne ha passati ancora, Davide va a Engedi, che è sul Mar Morto, un posto spettrale e soprattutto un posto, e questo mi ha dato un po' il senso del titolo, un posto dove sei completamente in depressione, perché è un posto sul Mar Morto che è circa a 400 metri sotto il livello del mare. Cioè il Mar Morto è una depressione nella terra, non ci sono altri posti, penso, sulla terra così bassi. Eppure lui è finito lì. Immaginatevi pochissima acqua, quasi nessuna pianta, un'acqua talmente salata che qualcuno ha detto, se avete visto le foto, ti metti sopra sul mare e puoi leggerti il giornale, perché da quanto sale c'è dentro nell'acqua, e nonostante questo qualcuno è riuscito anche ad annegarsi in quel posto lì, perché se ti tuffi con la testa, tante volte puoi rimanere giù con la testa, se non sei capace di tirarti fuori, perché l'acqua ti tiene talmente fermo in galleggiamento che tu resti nella posizione in cui sei andato dentro. Ecco, Davide si trova in questo posto e lì dice: io, nonostante tutto questo, benedirò il Signore in ogni tempo. Amen. Nonostante tutto quello che mi sta accadendo, io benedirò il Signore in ogni tempo. Io sono su una depressione e non a caso la parola di Dio ci dice che era andato a finire lì, perché come ci dice tante volte anche il pastore, o abbiamo sentito dire, tutto quello che è scritto nella Bibbia non è a caso, ma la parola di Dio dice che quello che è stato scritto per il nostro ammaestramento, affinché questo ammaestramento ci possa formare, ci possa completare, affinché l'uomo, appunto il credente, l'uomo di Dio sia completo, completato. Ebbene, Davide
ripete, io benedirò l'Eterno in ogni tempo. Qui riceviamo, penso, il primo insegnamento. Abbiamo tutti dei problemi in questa vita, li abbiamo sempre avuti. Io vorrei vedere se qualcuno dovessi chiedere oggi, avete problemi? C'è qualcuno di voi che non ha problemi? Alzi la mano, ripeto la frase perché qualcuno non mi ha capito bene, alzi la mano chi non ha problemi, credo che... Gloria a Dio, alleluia! Una sorella ha alzato la mano e ha detto io non ho problemi. Sì, in questo momento non ce li hai, ma non sta a preoccuparti, fuori dalla porta... Hai problema, ecco, no? Perché ti dicevo, guarda che fuori dalla porta lì, sono lì che ti aspettano. Perché la nostra vita, che vogliamo o meno, la nostra vita è fatta di problemi. Usciamo da un problema, lo sorvoliamo, lo superiamo, diciamo Signore grazie ed ecco che ce ne arriva un altro. Ma lo troveremo scritto, l'abbiamo letto, lo troviamo scritto. Quindi Davide ci dà un insegnamento, un uomo bracato, un uomo che deve essere ucciso, un uomo in fuga. Provatevi un attimo ad immedesimare. Qua non dice se avesse anche qualche problema fisico, però potrebbe aver avuto qualche problema fisico. Un uomo che forse non sa dove dormire, non sa dove mangiare, però ha il coraggio e la forza di dire, l'uomo secondo il cuore di Dio, io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la mia lode è del continuo sulla mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili ludranno e si rallegreranno. Quando uno si gloria nel Signore, dobbiamo aver fatto qualcosa di molto particolare prima. Io posso gloriarmi nel Signore, perché Lui lo dice, è scritto. Io mi glorierò nel Signore. Ma c'è una cosa che dobbiamo fare, dobbiamo prima, credo, abbassare noi stessi. Se noi in qualche maniera andiamo fuori di scena, possiamo caricarci e prenderci parte di quella che è la gloria del Signore, gioire nella sua presenza, glorificare il suo nome, vivere questa gloria dentro di noi. È chiaro che però abbiamo una battaglia interiore, che è quella che facciamo tutti quotidianamente, che siamo piccoli, che siamo grandi, che è quella contro il nostro io, perché purtroppo è una battaglia che durerà, penso, per tutta la vita. Io personalmente ho dovuto lottare contro il mio orgoglio, credo che ognuno di voi abbia dovuto mettere da parte qualcosa. Dopo sapete, ci sono persone che sono magari più semplici e non hanno di questi problemi, persone che magari si pensano, credono arrivate e dovranno combattere e lottare di più. Però il Signore ci invita ad essere umili. Possiamo gloriarci nel Signore se abbiamo da parte nostra dell'umiltà. Gli umili ludranno e si rallegreranno. Sembra di ascoltare Paolo che dice, se Deborah vi fa vedere Filippesi 4:4, lo leggiamo insieme. Paolo era anche lui in prigione, ma diceva rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate in ansia per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste, le vostre e le nostre richieste, siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica e con ringraziamento. E sapete dov'era Paolo, no? Era dentro in un buco, sottoterra, nel carcere Mamertino, stava per affrontare forse la sua condanna a morte da lì a poco, però scriveva questa meravigliosa lettera e continuava a dire a chi riceveva la lettera, rallegratevi, 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 del continuo rallegratevi. Non so se avete letto il libro che ha presentato Cristian Nani, che è bellissimo, quello che ha presentato qui qualche domenica fa, dove si parla di un credente afghano, uno dei primi credenti afghani, che nel suo percorso dopo che ha conosciuto il Signore è stato messo in carcere. E nel carcere dove è finito, uno dei tanti carceri, il carcere dove era finito era soprannominato la latrina dell'inferno, perché
lì ha preso tutte le malattie gastrointestinali immaginabili possibili, era dentro con, forse se non ricordo male, con una ventina di carcerati, un posto angusto, stretto, senza finestre, sporco, e lì ogni giorno venivano a prenderlo per picchiarlo e per torturarlo. Gli spaccavano qualche osso, lo tagliavano da qualche parte, gli facevano saltare dei denti, e ogni giorno, purché lui rinnegasse la sua vecchia fede e disconoscesse la fede in Gesù, venivano a prenderlo e lo picchiavano. Però questo uomo, in queste situazioni, come Paolo e come Davide, aveva il coraggio di incoraggiare, di essere sostenuto anche altre persone e di vivere la pace che gli dava il Signore interiormente. Leggete quel libro, che è una bellissima testimonianza di come si è fondata ed è stata costruita la prima chiesa, diciamo, in Afghanistan. Venite, celebrate con me il Signore, dice al verso 3. Ecco, ricordiamoci che la parola, se la traduciamo in inglese, celebrare, celebration, significa festa. Una celebrazione è una festa. Quando veniamo in chiesa per celebrare il Signore, noi dovremmo essere festosi, gioiosi. Tante volte invece siamo assorti nei nostri pensieri. Li abbiamo qua che ci sovrastano, no? Come diceva qualcuno, i pensieri ci sono come un po' gli uccelli che volano sopra la testa, no? L'avete sentito questa cosa qua, no? Però gli uccelli non si fermano, non fanno il nido sopra la testa, passano ma vanno via. Non permettiamo ai pensieri che si radichino nella nostra mente, nella nostra testa. Quando veniamo in chiesa dobbiamo essere gioiosi, siamo qui alla presenza del Signore, gloria a Dio, amen. Quando siamo qui, sentiamo il coro cantare, anche se qualcuno fa una stecca, scusate, benissimo, gloria a Dio. Ma siamo qui, siamo felici e noi ne facciamo altrettanto cantando, insomma non è un problema, siamo 10-1 molto probabilmente, però siamo qui per celebrare il Signore, vogliamo gioire alla sua presenza. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato, dice al versetto 4. E qui è stato bello perché abbiamo già introdotto anche questo argomento, perché come ha detto qualcuno poc'anzi, ognuno di noi è una testimonianza vivente. Se siamo qui è perché Dio ha fatto una cosa grande nella nostra vita, ha cambiato il nostro cuore, ha cambiato la nostra vita, ci ha tolto i vizi, ci ha tolto i peccati, ci ha tolto i cattivi pensieri e ci ha rimesso nel nostro cuore qualcosa di buono e di positivo. Io do il benvenuto a nome di tutta la Chiesa a coloro che sono qui o che magari ci stanno ascoltando per le prime volte. L'augurio nostro, amico, amica, è che anche tu possa sperimentare la pace e l'amore di Dio nel tuo cuore. La pace e l'amore di Dio che ha cambiato e trasformato la nostra vita. Qui potrebbe alzarsi più di qualcuno e fare una testimonianza di come il Signore l'ha liberato dai suoi pesi, dalle sue schiavitù, dai suoi peccati, dal cattivo, dal malstare interiore, ma il Signore ha compiuto opere grandi in noi e come dice il salmista, noi siamo, alzo le mani, noi siamo nella gioia. Quindi, quando veniamo qui, celebriamo il Signore tutti insieme. C'è un versetto, ed è il secondo che avevo chiesto a Deborah di far vedere, in 1 Corinzi 14, 26, ci dice come dovrebbe essere il nostro culto. Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi una parola in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per edificazione. Amen? L'edificazione. La domanda che mi ero fatto è, se mancasse il pastore, la Chiesa deve andare avanti? Purtroppo adesso il nostro pastore è a casa, ma domenica prossima speriamo che sia qui.
Ma se manca il pastore, la Chiesa deve continuare ad andare avanti. Chi con un salmo, chi con una preghiera, chi con un'edificazione, chi con un servizio. Sapete, è la stessa cosa che è stato domenica scorsa quando abbiamo fatto l'agape. A un certo punto eravamo tutti così, ci guardavamo, da dove partiamo, da dove cominciamo? Ringraziando il Signore avevamo un paio di sorelle, Antonietta, Carmela, che subito si sono tirate sulle maniche, sono partite, fratelli che sono andati a prendere i tavolini, le sedie, però subito c'è stato un impasse. Ecco, la Chiesa deve essere un organismo che cammina e quando manca anche qualcosa deve andare avanti lo stesso. Avete visto la scrittura quando parla che quando un membro soffre, soffre tutto il corpo? Ma tante volte il membro, una parte del corpo, potrebbe anche non esserci. Io potrei non avere un dito, ma la mano che mi resta sopperisce a quella mancanza di un dito o di un piede o magari di un sentire male o di vedere male con un occhio. Cioè il corpo tende ad equilibrarsi anche in questo ed è importante, questa è un po' la struttura e il compito che dovrebbe avere la Chiesa. Cioè, il culto non lo fa il pastore. Gianni dice, abbiamo sempre le nostre, tante volte dobbiamo scrollarci di dosso le tradizioni che tante volte nel corso del tempo ci siamo. Però sapete, è una tradizione anche iniziare con 3 canti per muovere il diesel, 3 canti per muovere il diesel, dopodiché magari c'è la preghiera di qualcuno del gruppo di lode, dopo c'è il temerario, la temeraria che innalza una preghiera, dopodiché forse qualcuno vuole testimoniare, sì, bene, e dopo c'è il pastore che predica. Ma il culto, il pastore ce lo ricorda perché il peso lo sente, lo dobbiamo fare tutti insieme. Perché io sono edificato dalla testimonianza di Christopher e di Riccardo, dalla testimonianza della sorella di come ha cambiato e trasformato la vita della sua famiglia e di tutte le altre vostre testimonianze e delle preghiere. Questo è importante, lo facciamo tutti insieme. Verso 4 dice, ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto e liberato. E questa è la testimonianza di ognuno di noi. Se voi guardate bene nel Salmo, liberato, la parola liberato c'è almeno 4 volte. Da cosa ci ha liberato il Signore? Ci ha liberato da tante cose della nostra vita che portavamo dentro. Ci ha liberato dal terrore, dalle paure giornaliere, notturne, ci ha liberato dalle ansie, ci ha liberato forse dai debiti, ci ha liberato dal peccato, se vogliamo prendere dentro tutto, ci ha liberato dalla paura del domani. Fratelli, sono tante le paure e le disgrazie che ci possono accampare, cioè accadere, ma il verso 7 dice l'angelo del Signore si accampa dove? Intorno a quelli che lo temono e li libera. E noi abbiamo conosciuto chi è l'angelo del Signore. Amen? Ha un nome particolare, un nome incredibile, è il nome di Gesù. È il nome di Gesù. In quel libro, così vi invito a comprarlo, Silvia, sto facendo un po' di presentazione. In quel libro c'è questo credente che si converte, a un certo punto in piena notte si sente bussare alla porta della sua casa e qualcuno va lì, apre la porta, siamo in un paese musulmano, e riconosce un capo dei Mujahideen, dell'ISIS, dei talebani, mettetegli il nome che volete, che lo guarda armato, molto probabilmente con un pugnale da una parte e una pistola dall'altra, il Kalashnikov di dietro, lo guarda dritto negli occhi, come dire, ti posso sgozzare da un momento all'altro, e gli dice, dammi il libro. Con queste parole, dammi il libro, voglio il tuo libro. E lui sa di cosa sta parlando il credente, ed è la Bibbia. E però non sa cosa rispondere, perché in quel momento gli dice sì, adesso vado a prendertelo, è già morto. E lo guarda, resta un attimo in attesa e fa il passo di coraggio e di fede e gli dice
Adesso no, se torni un'altra volta te lo do. Come dire, da un lato non ce l'ho neanche in casa, ce l'ho nascosto, quindi non mi puoi dire niente, fare niente. E in qualche maniera si scambiano il libro, e questo Mujahideen, capo di una banda di predoni, di banditi, mettetele come vuole, questo Mujahideen ritorna e gli spiega perché voleva il libro. Gli dice: io avevo uno scrigno, un forziere, e dentro avevo delle armi, avevo dei tesori, avevo dei soldi, avevo tutto quello di più caro che avevo, ma ho perso la chiave. L'ho cercata per giorni, forse per settimane, l'ho cercata per giorni e non l'ho trovata. E a un certo punto ho invocato tutti, noi diremmo tutti i santi che conoscevo. Ha invocato Allah, ha invocato Maometto, può darsi che abbia invocato qualcun altro. A un certo punto nella sua mente gli arrivava il nome di Gesù. Gesù, Gesù. E gli ha detto: Gesù, questo capo Mujahideen musulmano, se è vero che tu esisti, fammi trovare la chiave. E si è messo in mano la mano in tasca e ha trovato la chiave. Tasca che avevano controllato da tempo tutti, anche altri parenti, tutti quanti. Improvvisamente, miracolosamente, si è trovato in mano la chiave. E questo nome di Gesù gli martellava in testa. E da lì è partita la sua conversione, perché ha visto che Gesù fa miracoli. E noi siamo qui per testimoniarlo. E se tu non l'hai ancora sperimentato oggi, sappi che a casa, in macchina, quando sei da solo, quando sei da sola, puoi chiamare il nome di Gesù e fare la preghiera che tanti di noi hanno fatto. Gesù, se esisti, manifestati nella mia vita. E vedrai, io non so quanto, in quanto tempo, quanti minuti, quante ore, quanti secondi, quanti giorni, ma il Signore ti risponderà. Se la tua preghiera è fedele, conoscerai Gesù. Amen. Alleluia. Provate e vedete, abbiamo capito chi è l'angelo del Signore. Provate e vedete è un invito con promessa. Il Signore ti dice: sei nel dubbio? Vieni, prova. Hai provato tante cose nella vita, no? Davide ci sta dicendo questo: provate e vedete quanto è buono il Signore. È un'esperienza che ognuno di noi personalmente deve fare. Non c'è niente da fare, non può farla tuo papà, tua mamma per te, i tuoi zii, tuo fratello, tua sorella. È un'esperienza personale che ognuno di noi deve fare. Provate e vedete quanto il Signore è buono, e beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore voi che gli siete consacrati, perché, questa è la nostra testimonianza, nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Quanti fratelli abbiamo visto arrivare, quante sorelle, quante persone, in una fase della loro vita distrutti, e il Signore lentamente ha ricostruito tutto quanto. Perché? Perché quelli che si affidano al Signore vengono, è una parola pesante, ma vengono ricambiati, vengono ricolmati di bene. Ecco, se prima nella vita avevi tribolazione, quando arriverai con il Signore, questo non è il Vangelo della prosperità, ma di sicuro il Signore ti solleverà dallo stato in cui tu ti trovi. Abbiamo visto persone che hanno trovato lavoro, abbiamo visto persone e fratelli che hanno trovato case, abbiamo visto persone e fratelli che hanno trovato sistemazione, e questa, fratelli, non è l'opera solo della Chiesa, ma è opera del Signore. Se tu ti affidi al Signore, se dai la tua vita al Signore, se io do la mia vita al Signore, il Signore non mancherà di benedirla. E questo è importante, che non vuol dire che andremo in giro con la Ferrari, che avremo la villa con la piscina, non ci interessa, anche perché lasceremo qua tutto, ma non ci mancherà mai quello di cui abbiamo di bisogno. Amen. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Venite voi, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. Sembra qui che Davide prenda quasi la parte di Salomone.
perché dà degli insegnamenti che tante volte troviamo nel libro dei Proverbi, eccetera, no? E dice: chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Ecco, se tu ascolti, dice a ciascuno di noi, io vi do dei consigli, vi do dei precetti, vi do degli insegnamenti, vi do delle dritte, come diremmo. Allora guarda, la prima roba che devi fare, se vuoi avere lunghi giorni per poter gioire del bene, è trattieni la tua lingua dal male. Sappiamo che la scrittura dice che la lingua è come un timone, porta la barca dove vuole, cioè la paragona a un timone, è una roba talmente piccola, ma sa portare l'uomo e la persona dove vuole. E tante volte diventa come un fuoco, perché basta una parola in più e si accendono veramente delle discussioni infinite. Ecco, se sappiamo controllare la nostra lingua, sicuramente troveremo giovamento. Cosa ci dice anche? Controllati e non fare in modo che escano dalle tue labbra parole bugiarde. Non esistono, fratelli e sorelle, le bugie bianche. Le bugie sono bugie. E quando dobbiamo dire qualcosa, pensiamo bene. Io personalmente è una cosa sulla quale rifletto spesso, perché piuttosto di dire qualcosa sto zitto, che qualcosa che non sia sbagliato, ma veramente ho come un sentimento dentro di me, non vorrei mai dire le cose come non sono. Ecco, dopo succede, perché per carità succede, noi siamo peccatori, dice la scrittura, siamo peccatori salvati per grazia. Ma vorrei tagliare veramente le parole, non dire le cose, magari tendo a esagerare, ma non vorrei dire le bugie. Sembra una parola così banale, ma la bugia può essere anche una menzogna. Ecco, se vogliamo avere il bene dalla vita, stiamo attenti a cosa esce dalla nostra bocca e stiamo attenti a quello che diciamo. Allontanati dal male e fai il bene. Credo che non ci sia bisogno di un commento. Cerca la pace e adoperati per essa, se vuoi vivere nella tua vita. Cosa vuol dire, fratelli e sorelle, cercare la pace? Qui ognuno di noi potrebbe dire qualcosa, però mi viene in mente una discussione in famiglia. Invece di una risposta, tante volte vale la pena più di stare zitti, di cercare, ci sono due fratelli che stanno litigando, non so, cercare di metterli d'accordo, perché la nostra pace non è quella dei grandi eventi internazionali dove i ministri si ritrovano. La nostra pace significa portarla nel quotidiano di tutti i giorni, nell'ambiente di lavoro, nella scuola, nella famiglia. Ecco, cercare la pace. Ognuno di noi può darsi una risposta di cosa vuol dire cercare la pace e procacciarla e portarla avanti. Noi sappiamo che la pace viene dal Signore, ma noi possiamo essere operatori di pace, degli strumenti di pace. Invece di aizzare un fuoco, possiamo spegnerlo. Invece di ascoltare determinate parole o determinati discorsi, non dico possiamo far finta di non sentirli, ma di sicuro non dare credito. Gli occhi del Signore, versetto 15, sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il Signore sta esattamente in questo momento vedendo qual è la mia vita e qual è la tua vita. Perché con gli occhi si vede e con le orecchie si ascolta. In questo momento il Signore ha la mia vita e la tua vita sotto controllo. Ci sta osservando, lo sappiamo, ci sta controllando e lo sappiamo, e possiamo aggiungere, sappiamo anche che ci vuole bene. Amen? Ma sappiamo che se anche in momenti particolari, come Davide si trovava a vivere, ci sentiamo scoraggiati, non abbiamo quello che il nostro cuore desidera, non abbiamo la persona giusta davanti a noi o a fianco a noi, non abbiamo il lavoro che funziona, non abbiamo una casa che ci soddisfa oppure siamo addirittura senza casa, abbiamo dei problemi fisici, però sappiamo una cosa, gli occhi del Signore e le sue orecchie sono su di noi. Quindi se gridi ti sente e se muovi ti vede. Per me è una certezza ed è una consolazione.
sapere chi mi sta guardando. Il volto del Signore contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il ricordo loro. I giusti gridano e il Signore li ascolta, vi abbiamo detto, e li libera da tutte le loro disgrazie. Ecco, questa parola libera l'abbiamo trovata 4 volte in questo salmo. E disgrazia, terrore, paure o angosce le abbiamo trovate ancora 4 volte se andate a vedere in questo salmo. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto e salva gli umili di spirito. La brutta notizia è questa: molte sono le afflizioni del giusto. Brutta in che senso? Che ogni giorno potremo avere un'afflizione. Non tutte le cose vanno bene, sempre. Molte sono le afflizioni del giusto. Uno dice, ma io mi sono comportato giustamente, dovrei essere a posto, non dovrebbe succedermi niente. Guardate Davide. Davide era un uomo integro, era un uomo retto, stava comportandosi in maniera coerente, però le sue afflizioni erano tante. Ma il Signore ci libera da tutte queste afflizioni. Io non so quali siano le tue afflizioni, ma ricordami, Mariano, che il Signore da queste cose ci libera. Io ho avuto un'esperienza molto particolare, voi lo sapete, i fratelli che sono da tempo in chiesa, sul mio lavoro. Avevo un socio che mi ha fatto disperare, ma non l'ho avuto per 2 giorni, e neanche per 2 mesi, e neanche per 2 anni, l'ho avuto per quasi 5 anni. Non c'era una cosa che andasse bene, per me era un'afflizione, parole, insulti, dispetti, però il Signore mi diceva, stai calmo, keep calm, mantieni la calma, stai tranquillo. E vi confesso che non è stato facile, però avevo una chiesa che pregava per me, amen? Avevo una famiglia che pregava per me e quindi questo mi ha dato tranquillità e serenità. Vado verso la fine, se la sorella Chiara magari viene e in sottofondo ci mette una nota musicale, la ringrazio. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore le libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezza neanche uno. Fratelli, questo è un salmo profetico e ci parla di Gesù. Gesù è andato in croce, ma l'uomo non è riuscito a spezzare neanche una delle sue ossa. La malvagità farà perire il malvagio. Quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole. L'ultimo verso ci dice che noi siamo riscattati. Per essere riscattati c'è qualcuno che deve pagare un riscatto. Sapete, quando ti rapiscono e chiedono un riscatto, forse sei liberato, forse, alcuni no. Noi siamo stati riscattati, qualcuno ha pagato quel prezzo per noi e quel qualcuno è stato Gesù. L'ha pagato in una maniera piena di sofferenza perché ci ha dato il suo sangue affinché noi potessimo avere vita. L'invito che ci può dare oggi il Signore è di accettarlo nel cuore e questo è quello che noi come credenti abbiamo fatto. Qualcuno di noi magari per le prime volte oggi in mezzo a noi non conosce Gesù, ma l'invito che Gesù vuole fare è: venite a me, tutti voi che siete travagliati, aggravati, appesantiti, e stanchi, e io vi darò riposo. Amen. Perché questo è il desiderio che il cuore di ognuno di noi ha. Trovare la pace in Dio, trovare il riposo e perché no? Cosa dice Giovanni 3, versetto 16, capitolo 4? Dio è amore. Anche l'uomo ha bisogno dell'amore. Noi abbiamo bisogno di amore dentro nei nostri cuori. Fuori sappiamo cosa c'è, ma abbiamo bisogno dell'amore.
Quindi, fratelli, sorelle, ringraziamo il Signore, ricordiamoci Davide in questo momento qua, amareggiato, sconfitto, braccato, pronto a morire, ma lui diceva: io mi rallegrerò nel Signore in ogni tempo e nella mia bocca desidero che ci sia del continuo la sua lode. Io ho terminato, grazie per avermi ascoltato. Se possiamo cantare un cantico, fratello Emanuele, prima di concludere. Dio per noi combatte, l'abbiamo cantato molto bene prima. Dio per noi combatte, grazie. Dico una cosa, Chiara, poi dopo facciamo andare il canto così possiamo pregare. Mariano ha letto un salmo importante e ci ha detto tante cose. Io credo che forse dovremmo rileggerlo a casa tutti, passo per passo e focalizzare ogni singolo verso, no? Ho preso solo 2 appunti e vorrei che uscissimo, almeno vi trasmetto quello che oggi mi porta a casa come messaggio, no? Di tante cose dette mi porta a casa un qualcosa un sunto di tutte queste cose. E mi sono scritto: noi siamo ciò che mangiamo. Noi siamo ciò che pensiamo, noi siamo ciò che proclamiamo, cioè che diciamo. E in queste tre parole c'è tanta parola, c'è tanta verità. Cosa dobbiamo mangiare noi? La parola di Dio. Il cibo di Gesù era fare la volontà del Padre. La parola di Dio dice che dobbiamo avere la mente di Gesù. Sempre parola, se siamo in comunione con Lui. E dice che noi dobbiamo proclamare questa verità. In sintesi, quel Gesù, quel nome particolare, quel nome speciale di cui Mariano ha parlato, è colui il quale ha sostenuto Davide. Tutti possiamo avere dei momenti di sconforto, abbiamo sentito, ma Gesù dice che noi siamo un tutt'uno col Padre e Davide era l'uomo secondo un cuore di Dio. Quindi quando noi avremo uno sconforto, perché nel momento positivo forse ci dimentichiamo, facciamoci lavorare ogni giorno dalla parola di Dio, cerchiamo quella comunione, quella relazione col Signore nella sua parola che ci sosterrà. Ecco, io oggi voglio andare a casa con questo nome che mi rinfranchi, che mi faccia ricordare quel sangue versato, ma che mi faccia ricordare che lo devo avere qui sulla bocca tutti i giorni, che lo devo avere qui nella mente, che lo devo avere qui nel cuore. E questo lo posso fare solo in una comunione con Lui. Se Lui è con me, perché noi siamo il Tempio dello Spirito, e se questo è vero, perché io credo che questo è vero, non posso pensare diversamente da Lui. E quindi, come Mariano diceva, non posso parlare in certi modi piuttosto che in altri. E questo è quello che fa la differenza. Avere quella comunione, siamo un po' carne, caschiamo, ma il Signore ci rialza. Fratelli, stiamo in comunione col Signore tutti i giorni. Non è una questione di culto, non è una questione di chiesa, non è una questione di studio o di preghiera una volta a settimana, perché non so voi, io mangio 3-4 volte al giorno per la mia carne, quindi devo alimentarmi molto di più per il mio spirito e noi siamo creature spirituali. In questa comunione di spirito noi potremo come Davide superare le situazioni. Potremmo come Davide non fare degli errori e quando la sua ira l'avrebbe portato a distruggere Saul che voleva ucciderlo, lui ha detto io non tocco l'unto di Dio perché era sottomesso alla volontà di Dio e noi dobbiamo essere sottomessi alla volontà di Dio e questa ci sosterrà. Quindi è questo che mi porta a casa, grazie Mariano. Quindi rileggiamoci questo salmo, ricordiamoci che Gesù è la nostra comunione. Se abbiamo questa comunione riusciremo a sostenerci in ogni cosa. Alziamoci in piedi, fratelli e sorelle. Lui per noi combatte, accanto a noi sarà, un giorno lui ha
sia vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Signore, grazie ancora per la tua parola, per la profondità della tua verità, Padre, di questo Gesù che cammina in mezzo a noi, di questo Gesù verace, che ebbe a dire che Lui è con noi fino alla fine dell'età presente, era con loro ed è con noi. Padre, che la tua parola ci possa lavorare. Padre, come Mariana ha detto, non sono gli uomini che portano avanti le chiese, è il tuo Santo Spirito che porta avanti le chiese. E noi ti chiediamo di portare avanti questa Chiesa, la tua Chiesa, Padre, perché Satana non è sconfitto, è già stato sconfitto. Ma noi lo vogliamo sconfiggere tutti i giorni con i nostri atteggiamenti, con i nostri comportamenti, portando avanti la verità ed essendo luce. Ogni giorno nella nostra vita dobbiamo fare il nostro piccolo combattimento. Aiutaci, Padre, a essere luce in questo mondo di tenebre. I tempi sono stretti, ma noi questo dobbiamo fare. Quindi conduci non solo la tua Chiesa durante i riti che facciamo, ma conduci la nostra vita. Noi questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Buon ritorno a casa, fratelli, che Dio ci benedica e che ci preservi la sua parola nel nostro cuore. Amen.